Per quanto riguarda il turismo, io non parto dal turismo, parto da questo. Allora, voi tutti immagino siate turisti, nel senso che vi sarà capitato nella vita di andare a visitare qualcosa o qualcuno, e andando a visitare qualcuno avete anche visto però la città o il paese dove questa persona abita. Chi si sposta perché una città si caratterizza in qualche modo, cioè io vado a Cagliari perché so che a Cagliari è una città medio-grande, comunque è una città dotata di alcuni servizi, in ogni caso è una città che insiste in zone ambientali di pregio, Molentargius, Saline, Poetto, Sant'Agilla, il sistema dei colli della città, di alcune bellezze urbanistiche, architettoniche come il centro storico che ancora si è preservato, e io decido di andare lì perché so che se ad agosto c'è una giornata di pioggia posso recarmi in un museo, posso andare a fare un giro nel centro storico, e invece se è una bella giornata posso usare e usufruire delle bellezze come quelle del mare e del Poetto. Cioè visito una città perché ci sono alcuni elementi che attraggono la mia curiosità e vado in quella città. Allo stesso tempo una città che è bella, godibile, vivibile, che ha trasporti efficienti, che è apprezzata dai suoi cittadini, immagino possa essere apprezzata e goduta appieno anche dal turista. Cioè il fatto che i trasporti pubblici, soffrano del traffico di auto private in ingresso e in uscita dalla città, il fatto che in spiaggia al Poetto non ci siano servizi di sport, dal kitesurf, postazioni temporanee, dal kitesurf alla scuola medica, al mettere insieme il windsurfing con lo yacht club per creare un polo nautico d'eccellenza, un polo velico di sport, della vela, d'eccellenza, mettendo insieme quelle due realtà, non tenendole separate ma avendo dei servizi comuni, perché è utile al comune se deve avere dei servizi e spendere una volta, ma farli gestire insieme dalle due società che operano in quella zona. Predisporre le strutture in spiaggia sportive, recuperare lo skate park che è inutilizzabile in via Rockefeller, che viene usato ma è pericolosissimo perché non ha alcun tipo di autorizzazione, perché è insicuro completamente, cioè attivare quei meccanismi piccoli anche. Mi riferivo al fatto che promuovere manifestazioni internazionali o nazionali. Quello viene dopo, cioè dopo portare i turisti tramite lo sport, non il contrario. Poi è dopo, quello che sì, ho capito, infatti ci stava arrivando. Poi c'è, ci sono i sistemi diretti per attirare i turisti. Quali sono? Ad esempio noi dovremmo attivare probabilmente la continuità territoriale con la penisola, oltre che con la continuità territoriale, abbattendo i costi per i non residenti in parte con la penisola, perché i visitatori, i turisti che vengono in Sardegna sono per la stragrande maggioranza italiani, cioè cittadini della penisola. Se io ho il dato che l'80% sono cittadini italiani, io sì, non abbandono Londra e le altre grandi capitali eccetera, ma sicuramente se devo abbattere delle tariffe le abbatto con i miei diretti utenti, cioè coloro che più la visitano, che più vengono da turisti, e quindi c'è un sistema diretto che è quello dell'incentivo, della pubblicità all'estero, nella penisola e all'estero della propria città, e poi l'attivazione di alcuni sistemi di pubblicità legati ad alcuni eventi, come quelli sportivi. C'è un turismo che si sposta per visitare mostre, c'è un turismo che si sposta, ci sono turisti che si spostano, flussi di turisti che si spostano per visitare alcune bellezze architettoniche come i musei disegnati e progettati dagli architetti di fama mondiale. C'è un tipo di turismo che si sposta per andare a vedere l'opera,
l'opera teatrale, l'opera lirica e quant'altro. C'è un tipo di turismo che si sposta legato alle attività sportive e anche quello va valorizzato, ma se non hai le strutture non le puoi fare, nel senso che l'esempio che faceva Mauro circa il fatto di aver creato una cattedrale nel deserto come Terramaini, aver speso una valanga di risorse pubbliche e averla tenuta chiusa, e da quel che mi dicono i tecnici del comune avere una qualche difficoltà nell'intervenire per risolvere i problemi della piscina, perché i problemi della piscina sono strutturali, cioè i problemi sono dati dal fatto che ha costi di gestione altissimi, perché hanno creato una struttura soppalcabile dove puoi mettere appartamenti sopra, puoi mettere di tutto, non c'è un pannello solare, non c'è un elemento di risparmio energetico e la vasca perde acqua, cioè fa acqua da tutte le parti quel progetto. È chiaro che ho creato una struttura che avrebbe potuto ospitare con soldi pubblici, struttura comunale che avrebbe potuto ospitare manifestazioni di cui tu parlavi, e invece ho buttato risorse. Io credo che invece che creare, a meno che non ci sia l'esigenza, ma sono sempre dell'idea che recuperare l'esistente e riammodernare l'esistente e migliorare ciò che ho è qualche volta meglio che sfruttare tutto il territorio della Sardegna per realizzare opere, strade, palestre, piscine che poi qualche volta vengono realizzate non a regola d'arte perché vengono prodotte dagli uffici del comune. Io ho profonda stima, profondo rispetto degli uffici del comune, però si dice a Cagliari e in Sardegna ad ognuno su mestieri su, cioè le federazioni sportive hanno strumenti per dare il progetto, dare suggerimenti, dare indicazioni, perché ovviamente non vi siano problemi legati alla struttura. E sicuramente coloro che vi operano hanno argomenti in più e anche competenza maggiore per dare indicazioni circa il miglior progetto possibile. Sulle servitù militari poi. Beh, le servitù militari è un discorso, cioè beni demaniali, servitù militari sono è un discorso complesso e lungo, perché sono tante e diversissime tra loro. Un conto è parlare del deposito carburanti sotto il Monturpino, collegamento tra il parco, un'ipotesi, collegamento tra il parco di Molentargius e il Monturpino, in modo tale che da Quartu si possa arrivare tramite il parco, percorsi navigabili, canali navigabili, percorsi ciclabili, percorsi naturalistici da Quartu fino alla Piazza Repubblica di fatto, dove arriva il Monturpino. E quello diventa collegamento, museo del parco, strutture legate al turismo affine all'ambiente, alla natura. Diverso sono le strutture demaniali del litorale, oppure quelle dell'ex servitù militare a Calamosca, Santeria e di tutte quelle zone dove serve un grande piano strategico di sviluppo, sapendo che c'è lo stadio, che c'è un quartiere, che c'è il lungomare che probabilmente sorgerà un porticciolo, che c'è l'altro porticciolo in Marina Piccola, che ci sono alcune zone di pregio ambientali come le Santerie di Calamosca, con anche aspetti archeologici importanti, alcuni elementi storici come il castello che c'è sopra Calamosca. Diverse ancora le strutture che insistono dentro la città, attorno al Buoncamino, sul lato del viale San Vincenzo,
dove c'è una struttura che dovrà andare al comune, o sull'altro versante tutte quelle palazzine, tutte quelle zone ormai inutilizzate che vanno da Porta Cristina, tutto il corno lungo il Buoncamino, cioè su ogni struttura si può ragionare in modo diverso, perché sono diversissime tra loro. Era diverso l'utilizzo prima, può essere diverso l'utilizzo dopo. Io sicuramente su alcune di queste, beni demaniali, manifattura tabacchi e Buoncammino o altre strutture, mi piace l'idea della fabbrica della creatività, della fabbrica di idee, dell'housing sociale, dell'housing professionale, dove metto a disposizione spazi di 30, 50, 100 metri quadri a seconda dell'esigenza a giovani professionisti, creando ospitalità per giovani professionisti che insieme possono anche creare quelle realtà quasi in autonomia di sportello, dove più professionalità, l'economista, l'ingegnere, il geologo, il biologo, il chimico e quant'altro si mettono insieme e oltre a lavorare in modo separato con i loro clienti, qualche volta si mettono anche a ragionare tra loro e creano insieme delle opportunità e delle idee innovative. Questo può essere, sicuramente non mi piace il casino, che è un'idea, cioè l'idea che c'è di utilizzare alcuni di quegli spazi per casino. Io dico semplicemente, e ho chiuso, che a seconda dell'utilizzo di aree e di spazi c'è il rischio, o meno c'è la possibilità, l'opportunità di creare occasioni di sviluppo e di lavoro. A seconda di come vengono utilizzate c'è la possibilità di avere occasioni di delinquenza e di attività organizzate criminali che difficilmente da noi potrebbero essere, diciamo, arginate. Quindi la scelta è delicata, perché alcune attività comportano altro. Quindi io preferisco una vocazione turistica, sportiva, culturale, economica, di impresa, d'altro tipo. Non diciamo, trasformiamo Cagliari nel paradiso per coloro che vengono qua a trascorrere un paio di giorni, giocano d'azzardo, frequentano locali, diciamo, notturni, ma con vocazione altra rispetto al bene, alla relazione. Cioè, si tratta di stabilire quale tipo di sviluppo e di futuro vogliamo dare alla nostra città. Io sono per il primo, una vocazione di quel tipo: il mare, le risorse, l'ambiente, le opportunità di vita migliore, in particolar modo per i cittadini cagliaritani, è accaduta per i turisti. Nel ringraziare Massimo, sono due brevissime cose che volevo puntualizzare. Una è relativa a Banoa, che ho anche paura a parlarne perché non vorrei che poi qualcuno dice che abbiamo parlato male da Banoa e ci vedrà staccare l'acqua dal mare, per cui vado a capo. Nel senso che, a parte le battute, noi già più di un anno e mezzo fa abbiamo protocollato una lettera in cui la riduzione delle tariffe, come tu stesso prima hai ipotizzato. Questa lettera non ha mai ricevuto ancora risposta. Noi siamo fiduciosi che magari possa arrivare una risposta positiva. La seconda brevissima cosa e poi chiudo è praticamente su quasi tutte le idee che noi abbiamo esposto tu hai mostrato un'apertura e una condivisione. Naturalmente poi queste cose, le idee camminano sulle gambe degli uomini, per cui poi al comune c'è l'assessorato al patrimonio, c'è l'assessorato allo sport, c'è tutta una serie di, diciamo, di strutture che poi si occupano di queste cose. Ecco, io l'ultimo impegno che ti chiederei è che tu comunque, in qualità di sindaco, se lo diventerai, tieni un occhio su questi aspetti e li centralizzi un attimino nella tua figura, perché credo che lasciare settorializzati tutti i problemi porti solo a un allungamento dei tempi e a una difficoltà di visione globale delle cose, che invece secondo me, proprio per l'importanza che tu stesso hai detto di voler attribuire a questi argomenti, forse meritano di essere gestiti direttamente da chi poi ha la delega a gestire la città nel suo complesso. Grazie per l'attenzione e tanti auguri.